Bene, buonasera signore e signori, siamo un programma che... Questo è un programma, un nuovo programma che non si sa se avremo fatto, però vediamo che succede, diciamo, nel web, se ha un rientro, diciamo, vediamo se ha un rientro, va, non è che per forza dovete fare la donazione, diciamo, non è che perché passa la scritta, solo a voi non vi interessa. È un editoriale, come si dice? Un editoriale, diciamo, è un editoriale che però va in onda a cazzo di cane, non è che per forza nascere ogni mese, ogni giorno, è editoriale che va in onda a cazzo di cane. Tra l'altro, tra parente, volevo dire pure che attenzione, perché mi può scappare parolacce, diciamo, può scappare le parolacce con il nervosismo, non è che lo fa apposta, può scappare parolacce, quindi se qualcuno ha problemi delle parolacce che si guardi un altro video, guardatevi a Gigi D'Alessio, guardatevi un altro editoriale, bene, allora, basta, iniziamo questo... Bando ai franz, al bando ai giangeli. Sopra il giornale ci sono notizie spaventose. Tutti dice che hanno le liste dei nomi tremendi. Siamo all'era di Wikileaks. C'è da cagarsi in gola. Angelo Fasù nelle prossime settimane girerà a tappeto i quartieri. E certo, è Edo che tappeta, i talebani che ci stanno, ha scelto come slogan per la sua campagna elettorale la strada aperta. Cioè, su giusto, i strati ora stanno carenti, cioè proprio si stanno rapendo. E che sapeva che da pazzare un paese ormai, che fai sapamo? Il megafono invece c'aveva una lista di big corazzate, minchia, corazzate, e sapendo come india su sta big corazzate. Vuoi vedere che su mi guarda del corpo? Bugio greco ormai è partuto, e confermo, si sta forreando la città tra i quartieri a 300 km orari. Ma come? Ma uno sa che all'intero paese pieno d'autovelo che si chisto? Per l'Itterio invece Iddo è calmo. Iddo è un sindaco calmo e fermo. Quale 300 km orari? Spardare benzina, copertura, ammortizzatura, Iddo fermo. Il problema è che già fece stampare 30.000 euro di cartellone per l'Itterio sindaco. Che fazzo dici? E tu? Fa solo semplice che lo stesso. Ora tutto due, Greco e Perlitterio, come fanno a fare sindaco tutti e due, cioè se sono della stessa, come si dice? Hanno deciso che saranno sindaco a giorni alterni, come i targa, no? Quando arriveranno le elezioni del 31 maggio e il 1 giugno, tutti quelli che andranno a votare il 31 maggio, che è dispari, si ritroveranno Perlitterio, per esempio, se si è deciso il giorno dispari, mentre tutti gli altri che andranno a votare il 1 giugno che... Ma il 1 giugno avrei dispari. Lì ca ora un bordello succede, tutto 2 giorni dispari. Massimiliano Falvo aspettava la decisione ufficiale del suo partito. No, so che volete fare facete. Cioè, non è che Luca Rosa Mischino parlerà più di tanto. Bartolo Scrivano, ma questo Bartolo Scrivano? L'onorevole Federico dice che ha una lista fortissima, incontri bilaterali con Lucio Greco, Scrivano, Gioacchino Perlitterio, Massimo Falvo, Maurizio Merti, tutti. E per dire che avrei ido commissionare i manifesti con Federico sindaco. Ma sì, ma Pino Federico, cioè, ma Federico è un nome o un cognome?
fa che tutto cose perfette, tutto cose perfette, e cose giuste, va? Rinfresco che imbanata per tutte, champagne do baccheri, televisione, una minchia delle vene, giornalisti, poi vado i giornalisti, i giornalisti erano chiusi da imbanate. Un barrammo do mega schermo, un barrammo do mega schermo, un mega schermo, e era talmente mega che non già facevo per tagliarlo tutto. E sparte in diretta streaming, minchia. Melfa ha promesso che trasformerà la città in un'impresa. Ma come in un'impresa? C'è la fame, c'è la crisi, stanno chiudendo tutte le imprese. Vabbè ragazzi, niente, diciamo il mio editoriale è finito, diciamo, niente, ci vediamo alla prossima puntata. Già, Messinese. Ma Messinese, Kiddo, appena io ci domandai la lista, ma fa... Appena ci domandai la lista, ma va fanculo le liste, ma fa... Neanche non avevamo lista, totò. Siamo votare un dune, ma disse, se no ti fai imballare dopo. No, questo non lo disse, ma avevo pensato. Va bene, arrivederci alla prossima